Buongiorno e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, ai titoli del nostro telegiornale. A Catania, da Cibali a Nesima, a lume di candela, cittadini esasperati, ma non ci sono solo i blackout elettrici, adesso comincia a mancare anche l'acqua e i gestori lanciano l'allarme. Nel weekend di fine luglio caldo per il turismo in Sicilia, disagi all'aeroporto di Catania mettono in crisi le partenze. Tour operator e agenzie di viaggio temono un consistente calo di fatturato. Lampedusa anche oggi stracolma di migranti. Si prepara un nuovo hotspot a Porto Empedocle per trasferimenti più rapidi. Strade e scuole negate ai disabili. A Palermo interviene il ministro Alessandra Lucarelli. Con i fondi del PNRR, dice, adegueremo gli edifici pubblici, ma serve maggiore impegno per abbattere le barriere architettoniche. Messina torna alla città di Antonello, il comune sceglie il brand e punta sulla cultura per valorizzare la promozione turistica sullo stretto. Michele Guardì presenta Il Polentone, un romanzo commedia degli equivoci che racconta i vizi dei siciliani, non sempre più furbi di tutti. Calcio, Catania pronto per il ritiro, da domani a Zafferana Etnea anche gli ultimi nuovi acquisti. Per il Palermo invece amichevole di prestigio contro il Bologna nel ritiro del Trentino. Ancora buongiorno e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia. Lo avete sentito dai titoli, cominciamo il nostro telegiornale parlando dei continui distacchi di energia elettrica a Catania che stanno causando numerosi disagi. I cittadini sono esasperati, costretti a fare i conti anche con i problemi legati all'erogazione dell'acqua. Ci racconta la situazione questo servizio Emanuela Corsi. No, non riusciamo più ad andare avanti, c'è una cosa allucinante, una cosa che nel 2023 rimanere senza luce e senza acqua per così tanti giorni non credo sia una cosa normale. Senza luce né acqua corrente. In questi alloggi popolari di Via Maltese a Catania ci sono circa 160 famiglie che da giorni vivono in condizioni disumane a causa dei continui distacchi di corrente elettrica che perdurano anche per 14 ore. È una situazione insostenibile sia a livello anche economico, perché ci siamo ritrovati a buttare spesa perché tutto scongelato, ma anche a livello anche elettrodomestici, ma anche a livello proprio fisico, perché c'è gente che non riesce più a sostenersi. Qui ci sono bambini, anziani, animali domestici, persone affette da patologie. Io ho un padre che ha 84 anni che si è sentito male perché gli è scesa la pressione a 38, quindi mio figlio è un bambino operato. Il problema sarebbe legato ad una cabina elettrica della zona, ma nessuno provvede e dà risposte. No, l'Enel come ente non ci ha mai mandato comunicazione, la Sidra invece ci ha mandato una comunicazione che proprio a causa di questo guasto Enel i loro pozzi avevano subito anche loro dei danni e quindi non riuscivano a ripartire e quindi a fornire l'acqua. Anche in Viale Mario Rapisardi la situazione non cambia. Noi stasera probabilmente con un gruppo scenderemo in Piazza Duomo perché questa situazione è incresciosa. Gli esercenti lamentano gravi danni economici, molte preparazioni vengono buttate. Tutte torte preparate nella mattinata, quindi torte abbattute a -20, 8 ore, 10 ore, 12 ore senza luce, immaginate un po' cosa è successo. In questo bar i clienti seduti ai tavolini sono rimasti improvvisamente al buio. A nulla valgono le segnalazioni all'Enel che, come ci raccontano, non dà comunicazione circa l'interruzione di corrente elettrica. Già lo sapevano e non ci hanno comunicato niente, quindi bastava comunicarci che dalle alle del giorno X ci sarebbero stati dei distacchi e noi sicuramente non avremmo avuto queste grossissime perdite che nessuno, e dico nessuno, ci rimborserà mai. Nei giorni scorsi l'assenza di luce e acqua ha comportato la chiusura anche degli stabilimenti balneari della Playa, impossibilitati ad erogare servizi. Disagi anche nei presidi ospedalieri catanesi, Cannizzaro e Garibaldi, che fronteggiano l'emergenza razionando il consumo di energia e utilizzando gruppi elettrogeni a supporto. Molte di queste segnalazioni sono arrivate anche attraverso il nostro numero di WhatsApp, allora continuate a scriverci, a segnalarci i disservizi e le vostre denunce, inviate i video alla nostra linea WhatsApp di TG Sicilia e Sicilia 24 al numero 342 745 5005, ditelo al vostro TG e noi ci occuperemo appunto delle vostre segnalazioni H24.
L'incendio all'aeroporto di Fontanarossa, che ha creato il caos tra i passeggeri nei cieli di mezza Europa, rischia di riflettersi sulla stagione turistica e quanto temono le agenzie di viaggio, che nel frattempo provano a dare assistenza ai clienti in difficoltà. Ce ne parla Marco Carli. Sicilia a rischio calo del turismo. Siamo nel weekend che dà il via al grande esodo a livello nazionale, ma l'incendio all'aeroporto di Catania e le conseguenze che ne sono scaturite creano i problemi che sappiamo a chi deve partire, ma anche a chi aveva previsto di trascorrere le vacanze sull'isola, e arrivano le disdette. Oltre al danno d'immagine, sicuramente ci sarà anche un danno economico, perché molti turisti che magari dovrebbero venire in Sicilia stanno decidendo di andare su altre destinazioni che magari gli danno la certezza dell'orario di partenza, dell'orario di arrivo e tutto il resto. Le agenzie di viaggio lamentano l'enorme difficoltà nel fornire le indicazioni necessarie a chi deve riprogrammare i propri spostamenti. In quanto non riusciamo ad avere notizie certe e tempestive da parte sia delle compagnie aeree che dell'organizzazione dell'aeroporto di Catania, quindi della SAC. Inoltre, si fa notare, non ci sono solo i turisti, ma anche chi ha problemi di salute e ha urgenza di trovare soluzioni. Per una questione proprio deontologica ci siamo trovati anche a dover dare supporto a tantissime persone che, anziché scegliere il canale tradizionale dell'agenzia di viaggi, hanno preferito prenotare online, ma ovviamente online poi li sbatti, cioè con chi parli. Intanto gli aeroporti si dibattono per arginare la crisi. A Fontanarossa è pronta la tensostruttura per ampliare il Terminal C, sono state avviate le operazioni di pulizia e bonifica del Terminal A, effettuato un sopralluogo per capire se è possibile utilizzare parte del Terminal B, l'ex stazione Morandi. L'aeroporto di Palermo pubblica sulla propria pagina Facebook la situazione dei voli ex Catania che arriveranno al Falcone Borsellino. Nel giorno di sabato sono 24. Da 220 voli al giorno si è passati a circa 250. Una riunione con l'ENAC ha però permesso di dare ordine alle procedure. Le compagnie ora programmano e avvisano dei cambiamenti. In aumento il personale handling. A Comiso sono 48 i voli programmati oggi, si stanno accettando anche i charter e c'è anche la presenza delle frecce tricolori che devono esibirsi a Donna Lucata, evento previsto da tempo quando il caos di questi giorni non era nemmeno immaginabile. Adesso ci occupiamo di Lampedusa, raffiche di sbarchi nella notte nell'isola, sale la tensione anche per la fuga di alcuni giovani dal centro di accoglienza, ormai stracolmo. Il prefetto invece individua un nuovo hotspot da realizzare a Porto Empedocle. Ce ne parla Davide Sardo. Sale la tensione a Lampedusa tra continui sbarchi, hotspot pieno di persone e fuga di giovani migranti dal centro di prima accoglienza, per poi rendersi protagonisti di episodi di violenza in alcune vie principali dell'isola che hanno fatto infuriare i residenti. 11 migranti minorenni sono riusciti a scappare dall'hotspot e avrebbero danneggiato un'autovettura posteggiata in via Roma. Il gruppo avrebbe tentato anche di rubare all'interno del furgone di un corriere. Tutti sono stati rintracciati e riportati al centro di prima accoglienza. I due episodi di fuga hanno già scatenato numerose polemiche, appesantendo ancora di più l'aria di per sé tesa di queste settimane. Qualcuno, pur ammettendo che non sono fatti frequenti, sostiene già di aver paura a uscire la sera. Sulla vicenda è intervenuto il prefetto di Agrigento Filippo Romano, il quale ha assicurato che entro mercoledì tutti i minorenni saranno portati via dall'hotspot, struttura che dovrebbe essere riportata ai numeri consueti entro la fine della prossima settimana, salvo altri eventi eccezionali. Inoltre il prefetto Romano ha dichiarato che fra ottobre e novembre prossimi, sotto il caos, nell'ultima porzione dell'area portuale di Porto Empedocle, nascerà un nuovo hotspot che potrà ospitare 250 persone. Nel frattempo gli approdi si susseguono senza tregua, soprattutto nelle ore notturne e alle prime luci dell'alba. 7 barchini hanno portato sulla terraferma 266 migranti. Ieri sull'isola sono sbarcati quasi 1000 migranti attraverso 28 approdi. Sulla prima carretta c'erano perfino 7 donne tunisine incinte e un disabile. All'hotspot di Contrada Imbriacola al momento ci sono oltre 2000 ospiti. Questa mattina 760 sono stati imbarcati sul traghetto Galaxy che giungerà durante la serata a Porto Empedocle. Intanto non sono terminati i problemi per i pescatori lampedusani. Il presidente del COGEPA, Consorzio dei Pescatori di Lampedusa, Salvatore Martello, denuncia il fermo dei pescherecci per 3 giorni a causa della mancanza di gasolio che è stato utilizzato dalle motovedette.
Tre sanitari in servizio presso l'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento sono stati iscritti nel registro degli indagati dopo la morte di un uomo di 59 anni deceduto dopo un intervento chirurgico alle gambe. I familiari hanno presentato una denuncia e la procura ha aperto un'inchiesta. È stata sequestrata dai carabinieri la cartella clinica e il PM di turno ha fatto eseguire l'autopsia sull'uomo. Le ipotesi di reato sono omicidio colposo e responsabilità per la morte colposa. L'uomo era stato ricoverato dopo essere caduto dalla moto procurandosi alcune fratture alle gambe. Dalle strade alle scuole che spesso non sono adatte ai soggetti con disabilità. Ha parlato anche di questo oggi a Palermo la ministra Alessandra Locatelli, l'ha intervistata per noi Marco Gulla. Scuole e strade spesso in Sicilia non idonee a soggetti disabili, un tema sempre attuale soprattutto in città come a Palermo e Catania. Strade che sono dei veri e propri percorsi a ostacoli per i disabili, e poi ci sono le scuole, il più delle volte carenti sui servizi da offrire alle persone con disabilità. Temi che la ministra Alessandra Locatelli oggi ha affrontato in un incontro a Palazzo dei Normanni. Investimenti da fare, il diktat della ministra. Ci sono tanti bellissimi progetti che si possono attivare e poi ci sono delle risorse. Per esempio noi a livello nazionale destiniamo delle risorse, 12 milioni di euro, che magari non coprono totalmente le spese ma sono sicuramente una spinta, e teniamo conto che queste norme ci sono da molti anni, dall'86-89, quindi insomma stiamo parlando di adeguamenti che non devono essere fatti perché bisogna adeguarsi, ma perché adesso bisogna pensare che tutto quello che si fa lo si deve fare per tutti, che si tratti di una strada, di un palazzo, di un evento, di una festa, qualsiasi cosa. E poi ci sono le scuole siciliane, i parametri spesso non sono compatibili con le necessità delle persone affette da disabilità. Sicuramente c'è da fare un investimento concreto, ma il governo lo sta facendo anche grazie al PNRR, insomma ci sono delle opportunità, però io penso che la cosa che si può fare per il futuro davvero è quella di immaginare di investire di più. Perché ogni persona, e qui parlo di bambini, ragazzi, adulti con disabilità, ha da offrire competenze, talenti che possono contribuire alla crescita del paese. Quindi noi parliamo di scuola, ma parliamo di formazione, parliamo di inserimento lavorativo. Ce lo auguriamo. A Mazzarino, nel Nisseno, i carabinieri hanno scoperto un camion intento a scaricare rifiuti in un'area di 1500 metri quadrati. L'uomo, alla guida del mezzo, accortosi di essere stato scoperto, ha tentato di fuggire a bordo del mezzo, state vedendo le immagini, ma è stato seguito dai carabinieri con l'ausilio di un elicottero e successivamente bloccato dai colleghi allertati a terra. L'area e il mezzo utilizzato per il trasporto dei rifiuti sono stati sequestrati. Il proprietario del sito, un 53enne operaio, e il conducente del mezzo, un 36enne, sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Gela per smaltimento illecito di rifiuti e realizzazione di discarica abusiva. Non solo, città della musica, dello sport e degli eventi. Messina diventa la città di Antonello, un brand, un marchio che lega la città al suo artista più importante, e di questo evento ci parla Francesco Triolo. Messina diventa città di Antonello, un logo, un brand per accompagnare la promozione turistica del capoluogo dello Stretto. L'idea è nata nei mesi scorsi ed è stata sviluppata dall'assessore Enzo Caruso, ovvero rendere Messina una città identificabile anche per la sua offerta culturale. E quale migliore veicolatore poteva esserci se non l'artista più legato al nome della città? Io ritengo che il turismo debba avere delle solide basi culturali, e questa città nel tempo è andata alla ricerca di una propria identità, che penso che sia arrivato il momento si vada a focalizzare proprio su uno dei personaggi più importanti a cui questa città ha dato i natali, che è proprio Antonello da Messina, riconosciuto a livello universale. Il logo che rappresenterà Messina, scelto tra decine di proposte arrivate, è stato realizzato dalla messinese Sofia De Grazia, che ha rielaborato il polittico di San Gregorio, opera presente al Museo di Messina. Ma non è solo un investimento grafico, perché il Comune ha recuperato i fondi per realizzare nel quartiere di nascita dell'artista, proprio alle spalle dell'attuale museo regionale, un luogo identitario di Antonello, attorno al quale costruire un percorso che possa accompagnare i turisti nella visita di Messina con gli occhi di Antonello. Un luogo fisico che serve a ricordare e anche a riscoprire Antonello da Messina, che è un artista internazionale che proprio a Messina ha visto la sua grande attività
la sua identità. E nell'ambito della veicolazione del brand Messina legato ad Antonello c'è anche il dolce, le berrette rosse di Antonello. Lo ha ideato il maestro pasticcere Lillo Freni ed il primo ad assaggiarlo è stato proprio il sindaco Basile. È troppo dolce. E a proposito di arte e di cultura, a Salemi, nel Trapanese, nella sezione archeologica del polo museale realizzato all'interno dell'ex collegio dei Gesuiti, è stata inaugurata la teca che contiene i resti del giovinetto di Mocarta, ritrovato nel corso di scavi archeologici. Le analisi condotte con il metodo del radiocarbonio hanno consentito di ricondurre il reperto all'età del bronzo finale, attorno al 1250 a.C. Il corpo venne trovato sotto al crollo di un muro di una capanna incendiata. Gli studi condotti sullo scheletro hanno evidenziato dei caratteri maschili e un'età di circa 10 anni. Adesso la musica, il nuovo pop napoletano di Geolier, protagonista ieri alla Villa Bellini di Catania per un altro appuntamento di Catania Summer Fest. Dopo i disordini del concerto di Palermo, Catania ha riconciliato il rapper da miliardi di streaming con il suo pubblico siciliano. Ce ne parla Eva Spampinato. Il calore di Catania ha riscattato l'invasione di palco palermitana che costrinse un paio di giorni fa il rapper Geolier ad interrompere il concerto ai cantieri culturali della Zisa. Nessun disordine per fortuna ieri alla Villa Bellini, ma tantissimo entusiasmo e il tutto esaurito per il rappresentante del neopop partenopeo che piace tanto alla generazione Z. Geolier è il rapper preferito dei preferiti rapper dei ragazzi, che sgomitano per accaparrarsi una sua strofa. Da Gue a Sfere Basta, da Noi Narcos a Luché, da Ernia a Lazza, passando per i produttori seriali di Tormentoni, Takagi e Chetra. Il parere positivo della scena musicale sulle qualità liriche e umane di questo 23enne dal flow proteiforme è praticamente unanime. Ad oggi Geolier è una delle punte di diamante del rap game italiano. Si intitola Il Polentone, il secondo libro del regista televisivo Michele Guardì, presentato nella sua Agrigento. Un romanzo degno della migliore commedia degli equivoci. Guardì è pronto a sfornare anche il terzo libro e a tornare a lavorare in TV e in teatro. Il servizio. Il geniale regista televisivo Michele Guardì è tornato nella sua Agrigento per presentare il suo ultimo libro, Il Polentone, nell'ambito della terza edizione della rassegna editoriale Libri in Cortile, che si svolge ogni estate nel centro storico. Dopo il successo di Femmineggia, Guardì torna a raccontare della sua Sicilia con un divertente e surreale romanzo degno della migliore commedia degli equivoci. La storia immaginata dal regista è ambientata negli anni 70 a Castroianni, un piccolo paese della sua regione d'origine. Qui si snodano le vicende legate alla sindaca Calì, da anni avvezza alle manette, alle prese con l'arrivo di un funzionario torinese della DC, giunto in paese per accertare l'esistenza di un falso tesseramento. È un racconto di una storia che io mi sono prefisso di mettere su carta perché mi affascinava l'idea di ribaltare la logica dei siciliani, che siamo i più furbi di tutti. Arriva un polentone e ci frega. E lo faccio anche perché i ragazzi, lo dico sempre, si mettono in testa, parlo dei siciliani, che non è che la furbizia è un fatto di regione, è un fatto personale. C'è chi è più furbo e c'è chi è meno furbo. E quando arriva anche un polentone, che poi l'hai detto anche in maniera così affettuosa, quando arriva anche un polentone, quando dice un polentone arriva, il polentone ci può fregare e ci ha fregati. Ad ospitare l'evento culturale una piazza, luogo e termine lavorativo molto caro a Michele Guardì, piazza Santa Croce, che nel luglio del 66 fu sepolta da una frana. Ricorda un dramma che poteva essere una tragedia e che spesso questi personaggi non vengono ricordati grazie a un coraggioso, eroico,
cittadino normale che quella mattina ha visto che un palazzo si muoveva, anziché fuggire rischiando di lasciare travolto, cominciò a premere i pulsanti e a dire scappate, scappate, scappate. Vacanze agli sgoccioli per Michele Guardì, pronto a tornare al lavoro in televisione e a teatro. Sto preparando la nuova edizione dei Fatti Vostri, sto preparando il ritorno in teatro con la mia commedia su Tandoi, insomma non mi faccio mancare impegni. Michele Guardì sta anche finendo di scrivere il suo terzo libro che dovrebbe uscire nel mese di maggio del 2024. Adesso ci fermiamo per una piccola pausa, ritorneremo subito dopo con il calcio. Bentrovati nella seconda parte del nostro TG Sicilia, parliamo di calcio, partiamo dal Catania, il Catania di Luca Tabbiani che è ormai ai nastri di partenza della nuova stagione. Da domani scatta il ritiro a Zafferana Etnea, ci saranno tutti i nuovi acquisti compresi Bocic e Zammarini e Caccia intanto alla punta. Ce ne parla Marco Carli. Michele Rocca e Antonio Mazzotta, due nuovi acquisti già da qualche giorno in città e ufficializzati dal Catania. Sono fra i giocatori che parteciperanno al ritiro di Zafferana da domenica con Tabbiani. Michele Rocca, scuola Inter, esordito in A con la Sampdoria in Serie C, ha vissuto 4 stagioni conquistando sempre l'accesso ai playoff, nel 2018 con la Feralpi Salò, poi 2 stagioni a Foggia e nel 2023 a Novara. È una piazza importante, questo lo sanno tutti, ma poi soprattutto perché la filosofia della società e l'ambizione della società rispecchiavano quello che stavo cercando. Mi piace fare un po' tutto, sia fase offensiva sia fase difensiva. Per Mazzotta invece si tratta di un ritorno, ha giocato in B col Catania, in A con Cesena e Pescara, poi a Crotone ha ottenuto la promozione in massima serie. Sono veramente felicissimo di tornare a Catania, non vedo l'ora di iniziare questo ritiro. Con tanti stimoli, con una società ambiziosa e niente, non vediamo l'ora di iniziare questo campionato. In ritiro ci saranno anche gli attaccanti Gabriel Popovic e Milos Bocic, oltre al centrocampista Roberto Zammarini. Ci mancano ancora 5 giocatori, di cui un portiere, 2 difensori, una punta centrale e strada facendo penso pure un esterno d'attacco. La valutazione che stiamo facendo su questi giocatori, la riflessione perché non vogliamo sbagliare, quindi stiamo facendo delle valutazioni su tanti difensori e dei portieri, penso che fra una settimana la squadra sarà allestita. Altra amichevole per il Palermo che oggi pomeriggio a Rovereto affronterà il Bologna. Dopo lo scivolone con il Virtus Verona, Eugenio Corini oggi si aspetta risposte dalla sua squadra. Marco Ulla. Prove tecniche di preparazione. Il Palermo dopo lo scivolone con la Virtus Verona si prepara all'amichevole di oggi pomeriggio alle 18 a Rovereto contro il Bologna. In questa primissima fase della stagione i risultati, si sa, contano poco o nulla, ma Corini vuole vedere dei miglioramenti nel suo 4-3-3. Il Palermo ha recuperato Stulaz e Aurelio e Corini può quindi sviluppare al meglio i suoi concetti del 4-3-3 che erano mancati in parte con la Virtus Verona. Il tecnico dovrebbe puntare ancora su quel modulo che sarà quello base della prossima stagione. Ci sarà spazio anche per il giovane portiere Desplanche, vice di Piacelli. Sono un giovane, arrivo qua in punta di piedi con tanta umiltà e tanta voglia di lavorare. Il mister appunto è stato chiaro con le gerarchie, quindi io dovrò solo lavorare al massimo per farmi trovare pronto quando ce ne sarà bisogno. Ieri la presentazione delle maglie, un evento che si è sdoppiato tra Mondello e Trentino Alto Adige, dove i rosa sono in ritiro. Mercato, Palermo che prova ad accelerare per Di Chiara e Rivas della Regina, settimana prossima decisiva. E prima di chiudere un'ultima notizia, è morto Santo Isaia, collaboratore storico di Antenna Sicilia e Telecolor, di Radio Telecolor e Publi Più. Tutti noi siamo vicini alla famiglia Isaia in questo triste momento di dolore. Il nostro telegiornale finisce qui, non ci sono ulteriori aggiornamenti, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata a tutti.